Si è celebrata oggi 4 aprile la ricorrenza del 33° anniversario dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Giuliano Guazelli, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992. Nella mattinata, presso il santuario di San Calogero di Agrigento, è stata officiata una Santa Messa dall'arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano, congiuntamente al cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, alla quale hanno partecipato i familiari del decorato, il colonnello Nicola Di Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, le massime autorità civili e militari della provincia, nonché magistrati in quiescenza che hanno condiviso parte del loro percorso con il sottufficiale caduto nell'adempimento del proprio dovere. Alla cerimonia ha assistito anche una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. Successivamente, presso il viadotto Guazelli, luogo dell'agguato, si è tenuta una breve ma toccante cerimonia commemorativa, con la presenza di un picchetto d'onore, le note del silenzio scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, conferendo ulteriore solennità al momento di raccoglimento impreziosito dalla benedizione impartita dal cappellano militare e dalla deposizione di una corona di alloro. Per la tragica scomparsa del maresciallo maggiore aiutante Giuliano Guazelli venne attribuita alla vittima del dovere la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Come sottufficiale di elevatissime qualità professionali, impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo, incondizionata dedizione al dovere e alle istituzioni, fornendo costanti e determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale. Presenta! Onori ai caduti! Dell'omelia da parte del nostro vescovo, quindi da parte mia un pensiero commosso ai familiari ma a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, soprattutto ai giovani appartenenti delle forze di polizia che prendono come esempio il sacrificio e la dedizione del maresciallo maggiore Guazelli. Quindi non solo oggi rinnoviamo la memoria, ma soprattutto è un monito, ecco, per i giovani e per tutta la società civile. L'impegno nella lotta alla delinquenza mafiosa e a qualsiasi forma di prevaricazione e di sopraffazione. Quindi tutte le istituzioni dello Stato sono ferme e solidali nel contrasto a questa piaga che ovviamente non può assolutamente trovare terreno fertile né in questa provincia né in tutte le parti d'Italia. L'importanza del ricordo, comandante. Sì, il 4 aprile per l'Arma dei Carabinieri di Agrigento è una data molto importante, la sentiamo nel cuore perché ricordiamo un nostro caduto, il maresciallo Guazelli, che è un simbolo della lotta alla mafia, è un simbolo delle capacità investigative che ha espresso nella sua carriera a Trapani, a Palermo, ad Agrigento, è un simbolo per quello che ha rappresentato ed è, come dire, per noi un riferimento di valori, i valori dell'onestà, della lealtà, della correttezza e della dignità e della dedizione. Sono quei valori che ci lascia in eredità e che oggi stiamo onorando. In una provincia difficile, comandante. Una provincia difficile sì, perché il contrasto alla criminalità organizzata non può considerarsi archiviato, ne sono testimonianze le operazioni che sono state condotte proprio a dicembre e a gennaio anche in questi territori. Quindi il monito che ci lascia il ricordo del maresciallo Guazelli è proprio quello di continuare la sua lotta e continuarlo con quella capacità, con quella professionalità, con quella dedizione.